punta poi ai 1000 metri per dare sempre un'informazione che sia più accessibile a tutti. La punta 4, la prua 4 è quella dell'Italia. La prua 4 è quella dell'Italia che ora sta prendendo una mezza barca, qualcosa di più, sulla Danimarca che è alla sua fiancata sinistra. Poi ancora più a sinistra vedete la sagoma scura degli statunitensi che schierano Morrison, Montonius, West, Hall, Pierce, Irvin, Hewitt, Roson, timoniere O'Gorman. L'equipaggio danese invece ai 1000 metri, che ora si confermerà in seconda posizione, seguiamo il distacco, è 1,16, quindi sta incrementando il ritmo, la potenza sui remi, il team italiano, ed eccolo inquadrato in questa panoramica che è partita da Barbaranelli per seguire su Palossi, Torcellan, Re, Romanini, Fraquelli, Gaddi, Ravasi ora e il timoniere Giuseppe Lamberti. Avete visto questo colpo deciso da parte di Ravasi a sottolineare quasi l'intensità dell'azione che l'Italia sta proponendo dopo aver passato i 1000 metri e nel viaggio verso i 1500 metri, un 800 metri ora alla conclusione. Torta. Sì, hanno sperato l'attacco dopo il lavoro dei 1000 metri, si vedeva appunto la fase saliente della gara, sono in questa seconda parte della gara. Se l'equipaggio danese non riesce a reggere il ritmo degli italiani sarà fatta. Se finito l'attacco italiano i danesi possono incrementare qualcosa, allora c'è ancora da lottare sul finale. Adesso come adesso vedo le prue che viaggiano alla stessa velocità, quindi la Danimarca sta tenendo il ritmo, però l'Italia è sempre un secondo avanti, non è da controllare assolutamente perché gli ultimi metri saranno... Mi sembra di vedere comunque che questa prua 3 stia salendo sul cuore della barca italiana. Siamo ai 1500 metri, 500 metri alla conclusione, Italia-Danimarca come prevedibile e come previsto. La Germania occidentale è in terza posizione, sta cercando di salire, supera i fratelli Stati Uniti, 1,46, mi sembra che siamo sul costante, diamo le velocità indicative, 21 km/h per l'equipaggio italiano, 5,8 metri al secondo, a dare una valutazione più di presa per quanto riguarda l'espressione, la potenza e quindi la velocità che questo scafo italiano sta tenendo in questo momento di grande intensità agonistica che vede esprimere l'attacco della Danimarca, 39 colpi, quindi sta cercando di incrementare, l'importante è non aumentare la frequenza riducendo l'ampiezza della parata. Italia, vedete il capovoga Enrico Barbaranelli, poi dopo il 2 Palossi, Torcellan, Re, Andrea, Romanini, Fraquelli, Gaddi, Ravasi, il capovoga con Lamberti, devono respingere un attacco decisissimo da parte della Danimarca che conferma le sue ambizioni. L'Italia deve difendere una leadership che è pluriennale, che risale al 1995, mi sembra che l'Italia riesca a contenere questo attacco della Danimarca, in questo momento non si deve mollare perché qui si crea il presupposto del successo e si può sollecitare il recupero degli avversari. L'Italia tiene, respinge l'attacco della Danimarca, dicevamo ora e mai più, e mi sembra che l'otto italiano che ha aumentato ancora la frequenza, è passata a 41, sta creando i presupposti per la prima medaglia d'oro in questi campionati del mondo. E sì, finalmente è l'Italia sulla Danimarca, finalmente Italia-Danimarca, Germania occidentale e Stati Uniti, e abbiamo nella barca più prestigiosa, nella lunga e tradizionale, sempre presente barca nel discorso in generale assoluto e qui dei pesi leggeri, finalmente sull'ultima gara era un'ora e più che questo equipaggio